Passiamo quindi dalla storia del periodo dell'età veneziana a Serravalle a quella che fu in quel periodo l'economia e la società a Serravalle, ma anche a Ceneda. Parto da Ceneda perché chiaramente è molto più breve e anche molto più ristretta quella che è l'attività economica della città. Infatti la realtà economica e sociale di Ceneda, che è stata profondamente diversa da quella della vicina Serravalle, gravitava prevalentemente intorno alla Chiesa, quindi al Vescovo Conte, con i suoi vicari spirituali o temporali, alla loro burocrazia, quindi al mondo ad esso legato, con il capitolo dei canonici, i notai della curia, il seminario con i relativi professori, gli addetti alla cattedrale, i maestri, organisti e musici, comunque tutto un mondo che gravitava intorno alla curia, al Vescovo Conte. Esisteva anche un piccolo apparato laico che comunque ruotava sempre attorno al Consiglio cittadino e quindi un sistema economico per molti punti di vista molto più debole e sicuramente meno vivace rispetto a quello di Serravalle. Non sono molte le attestazioni sulle attività artigianali, a riprova di una sostanziale debolezza comunque del sistema economico locale, oltre alle usuali mulini, folli, pestini, maglie e fucine lungo il Meschio, nei quali lavoravano anche alcuni spadai. Vi furono tagliapietra, scalpellini, scultori che si installarono anche da diverse zone d'Italia, in questo caso diciamo limitrofe d'Italia, che si installarono a Ceneda alla fine del 400. Prosperavano le batteghe di muratori. Una professione tipica di Ceneda era poi quella dei coverzadori, cioè i professionisti che lavoravano nei tetti degli edifici. Infatti su 16 rilevati nel 500, negli archivi e nel 600 nella zona prealpina, ben 12 arrivano proprio da Ceneda. Inoltre sui colli di Ceneda sono documentate nel tardo 400 due fornaci da Laterizi, Carpesi Caccozzuoli e una Campione. Per smuovere questo contesto di stagnazione economica, il vescovo Mocenigo nel 1597 arrivò infatti a chiamare gli ebrei che provenivano da Conegliano. Nel volgere di qualche anno questi svilupparono il commercio per lo più di cereali, vino, lana, si dedicarono alla concia del pellame e impiantarono un'attività del tutto nuova che era quella dell'industria della seta, che durerà per alcuni secoli in realtà. Tale attività, che proprio da allora diventa importante per la cittadina, era comunque rilevante per l'epoca a livello statale. Se si fa presente che al censimento veneziano del 1790 nello Stato Veneto vi erano ben 2590 telai, di cui solo 4 a Ceneda, però comunque per la cittadina erano importanti. Poco dopo arrivarono dall'attuale Lombardia, in particolar modo da Toscolano, degli artigiani che portarono a Ceneda, e anche questa è un'altra attività economica artigianale importante per la cittadina, l'industria cartaria, che utilizzava gli stracci come materia prima. E anche in questo caso, a questa industria si rivolsero gli ebrei e poi i nobili anche veneziani, che impiantarono 2 cartiere a Ceneda e una a San Giacomo di Veglia. Negli anni successivi furono costruite altre cartiere, sempre da parte di impresari veneziani, e nel 1725 vi erano quindi 5 cartiere a Ceneda e a San Giacomo, più quelle di Serravalle, perché anche a Serravalle comunque ne furono istituite, e di queste 5 erano di veneziani che avevano visto l'occasione di guadagno e quindi investito capitali. Anche questa industria durò a Vittorio Veneto per oltre 3 secoli. Quindi la realtà cenedese che colpiva i viaggiatori o comunque chi vi transitava non era sicuramente l'industria, ma troviamo, e verranno riportate nel testo a stampa, a cura del circolo,
delle testimonianze che sottolineano la bellezza dei luoghi e il clima salutare di Ceneda. Tra questi appunto l'umanista feltrino Antonio da Romagno e ad esempio Pre Zuane da San Foca nel suo itinerario della terraferma del 1536, che così dice: la qual città de Ceneda è un bel loco, ma è poca cosa. Il castello è bello ed è posto su un monte piantato intorno de molti e belli olivari, che certo è molto bello e tutto allegro. Come si vede, in questo documento si punta sugli olivi, si parla di olivi, quindi una cultura documentata a Ceneda, quindi già dall'epoca, ma in realtà si trovano documenti di questa cultura almeno dalla metà del 300 e ancora oggi, a distanza di secoli, nulla sembra cambiato perché appunto sono ancora presenti nel paesaggio di Ceneda. Per quanto riguardano le feste, le fiere che si svolgevano a Ceneda, da tempi immemorabili si svolgeva nella piazza della cattedrale la festa di San Tiziano, che cade appunto il 16 gennaio, per la quale giungevano in città devoti da tutta la diocesi. La festa culminava con l'esposizione in cattedrale del cranio del santo e invece a sud di Ceneda, il 25 luglio, si svolgeva un'altra importante fiera, quella di San Giacomo di Veglia, con grande partecipazione della popolazione ed è documentata dalla fine del Cinquecento. Infine, il 5 maggio si ricorda come la chiesa di San Gottardo arrivavano numerosi fedeli da tutta la Marca trevigiana. Più tardo, nel 1818, quindi già in realtà dopo l'epoca veneziana, si aggiungerà anche la festa di Sant'Osvaldo. Va ricordato che a Ceneda aveva a disposizione due posti di dogana, la Muda Vecchia e quella della Porta di Salsa, e quindi nel tardo Medioevo Ceneda si può dire appaia come un borgo che si spandeva sotto la piazza della cattedrale, che si allargava verso la Calgranda, Cenceniga, Calcada e Biorca, cui facevano corona villaggi e quartieri sparsi, a nord Salsa, a est il polo artigianale, cioè Meschio, a sud Soffratta e a nord-ovest San Fris. Serravalle, di tutt'altra situazione, si registra appunto a Serravalle. Come c'è dato rilevare dalle cronache, per tutto il Medioevo e fino al 600 inoltrato, Serravalle, grazie alla sua posizione geografica, quindi porta verso il nord, porta del Noricum, così viene ricordata, e alla presenza di molte famiglie di imprenditori industriali, mercanti e banchieri, funse da emporio e quindi da piazza per contrattazioni, scambi delle merci più varie, da e per le regioni alpine, transalpine e Venezia. È alla fine del 600 invece che inizia un lento declino che culmina con la fine dell'egemonia politica ed economica di Venezia su Serravalle e infine con la definitiva caduta della Repubblica cessa anche appunto il ruolo strategico di Serravalle. Infatti il declino della vitalità e della potenza di Venezia segna anche in un certo senso il destino di Serravalle. La bibliografia esistente permette di comprendere il ruolo strategico, ancora una volta, in questo caso non solo militare, come appunto descritto per quanto riguarda la storia della città, ma anche appunto il ruolo strategico nella geografia del passaggio, possiamo dire economico, di transito fra Venezia e i paesi dell'Europa centrale. La vivacità economica di Serravalle fu infatti determinata fondamentalmente dal passaggio obbligato per la città, dai commerci e dal suo essere una realtà cosmopolita nella sua realtà demografica. Il 300 fu un periodo di grande incremento urbano, economico e sociale, preparatorio di quello che poi sarà il periodo d'oro della cittadina, e il periodo veneziano contribuì, con la relativa pace di cui godette la zona, contribuì a questo incremento.
Infatti sulle spinte, diciamo che di una nobiltà presente a Serravalle, che si basava come modello su quella della dominante, quindi di Venezia, che basava il suo potere sul potere politico, sulle attività commerciali e produttive. Infatti Venezia, si sa, basava appunto la sua forza politica su queste due realtà. Ecco, anche qui appunto la nobiltà di Serravalle, affiancata da una ricca borghesia, portò a fiorire il commercio, le industrie, i laboratori artigianali, favoriti appunto dalla posizione della città. Cosa possiamo dire? Una data importante, una cosa importante per quanto riguarda Serravalle è diciamo l'organizzazione urbana, una cosa importante per quanto riguarda l'economia, la società e ancora oggi quello che si può vedere di Serravalle. A Serravalle l'organizzazione urbana appunto si consolidò intorno a un sistema tipico delle città medievali. Era costituito sulle piazze a funzioni differenziate. Abbiamo quindi la piazza Flaminio con la loggia, l'odierna piazza Flaminio con la loggia della comunità, che era il centro del potere civico, che per mezzo degli antichi ponti si collegava alla più decentrata chiesa di Santa Maria Nova. Poi c'era la piazza della Fontana, con la sorgente d'acqua potabile, e a sud, esterna alle mura, nascerà più tardi la piazza del Foro Boario per il mercato del bestiame. Importante per l'economia di Serravalle è il fiume Meschio. Il Meschio divideva la città in due quartieri, era collegato da diversi ponti, nella pubblicazione troverete appunto specificato quali vi erano. Parallele al fiume, la via Calcade e Calgranda, riva, divennero l'asse portante dell'intero borgo di Serravalle. Lungo questi assi si strutturò sostanzialmente l'organizzazione urbana della città, che era costituita da piccole particelle inizialmente ortogonali alle strade. Il borgo superiore si estendeva invece dalla Porta della Muda a quella della Sora superiore ed era abitato per lo più da artigiani. Troviamo che le facciate di rappresentanza degli edifici, con l'ingresso alle abitazioni e alle aree commerciali, furono interamente porticate, realizzando così quella che ancora oggi è una separazione tra traffico carraio e pedonale. Possiamo dire che la sistemazione urbana raggiunse il suo assetto definitivo alla fine del XV secolo. Era una struttura ben delineata, in quanto in realtà obbligata dalla conformazione geografica, che sostanzialmente si mantiene immutata fino ad oggi. Abbiamo parlato nel precedente intervento dell'ingresso delle truppe ungheresi di Pippo Spano, comandate da Pippo Spano, e la successiva riconquista nel 1418. Ecco, quella portò gravi distruzioni e un momentaneo arresto dello sviluppo urbanistico della città, che fu però rimarginato, appunto, come già detto, dagli anni di pace successivi, dove ripresero a fiorire il commercio e i lavoratori artigianali. Prima parlavamo del Meschio, che divide appunto la città in zone ben distinte. Va rilevato come la zona industriale serravallese, ma in realtà anche cenedese, si estendesse lungo il fiume Meschio, utilizzando quindi la sua forza motrice, la forza motrice delle sue acque, anche tramite ruote idrauliche. Il fiume ebbe un'enorme importanza e si può dire che sia da considerarsi uno dei principali fattori dello sviluppo economico del territorio. Lungo le rive del Meschio si insediarono quindi appunto mulini, festini, folli, fucine, botteghe artigiane dei famosi spadai di Serravalle e infine cartiere e segherie. Il fiume comunque con i suoi canali di derivazione
serviva anche agli usi civili, quindi fognature, lavaggi del pellame, lana, eccetera. Un'altra cosa importante quando si parla della realtà economica e sociale di Serravalle è quella dell'immigrazione. Sicuramente fin da subito in città arrivarono cadorini. I cadorini vedevano in Serravalle un punto di riferimento politico in quanto capitale dei Caminesi. Vi scendevano per acquistare derrate alimentari e poi era comunque un passaggio obbligato per Venezia. Un flusso che quindi continuò per molti secoli. Però già a partire dal 200 è documentata la presenza di tedeschi, molto abbondante nel secolo XV e XVI, tanto che nel 400 formavano il 4-5% della popolazione serravallese. In questi secoli quote notevoli di immigrati provennero anche da altre località, fra tutti i bergamaschi, ormai connazionali, veneziani. Questi arrivi furono dovuti per lo più alle leggi promulgate proprio dalla Serenissima, che solitamente consistevano in sgravi fiscali per alcuni anni per promuovere nuova linfa cittadina. Grazie a questo nuovo apporto di risorse sia umane che economiche si rese possibile quindi un incremento demografico di Serravalle che fece assumere alla città l'aspetto e la connotazione che ancora oggi ricordiamo. Analoghe immigrazioni appunto sono documentate anche nel Cinquecento, quindi per tutti i secoli, in questi secoli c'è una, se non costante, comunque una continua immigrazione di forze esterne. Fra le attività svolte dai bergamaschi bisogna ricordare la lavorazione della lana del cuoio, a cui aggiunsero attività molitorie, mulini, mercantili di trasporto. Furono infatti in molti casi facchini, cioè merciai ambulanti, quindi non solo producevano le merci ma anche le vendevano, le portavano in giro per venderle. Molti sono i cognomi, ora non li ricorderò tutti perché se no non ci basta il tempo, ma molti sono i cognomi ancora presenti, o comunque presenti nella storia di Serravalle, che ricordano queste, chiamiamole insomma, ondate migratorie. Arrivarono anche altri lombardi, arrivarono maestri comacini, lappicidi, muratori, artigiani, mentre arrivarono anche dalla Lombardia, mentre arrivarono anche emiliani e altri veneti che però arrivarono in numero minore rispetto ai colleghi bergamaschi e comunque lombardi. Troviamo anche cognomi di origine tedesca, sia come immigrati stabili che come trafficanti di passaggio o di temporanea residenza, cioè che passavano per Serravalle da e per Venezia e paesi tedeschi. L'importanza di queste famiglie immigrate è dimostrato sia dai palazzi ancora esistenti, dalle chiese, dagli altari che fecero costruire in città e dal fatto che, come si può vedere studiando appunto i documenti, presto furono aggregati anche ai consigli della città, quindi tra i membri della popolazione degni di essere parte del consiglio. Alle elezioni del 1602 su 35 membri ben 15 discendevano da stranieri. Da ricordare anche la presenza di famiglie ebree anche a Serravalle. Il 1509, appunto già ricordato per quanto riguarda le fasi della guerra di Cambrai, comportò delle conseguenze sull'economia cittadina. Le attività artigianali e imprenditoriali, per le quali Serravalle era famosa, subirono un rallentamento. La ripresa non fu immediata, ma appunto anche in questo caso trovò la forza di ripartire. Tanto che nel 1518 il doge Leonardo Loredan arrivò a dare a Serravalle il titolo di città. Era quindi ormai chiaro il ruolo mercantile che distingueva Serravalle. Il commercio, l'import-export di vino, olio, frumento, altri cereali veniva esercitato quasi in regime di monopolio dei commercianti serravallesi.
Ogni casa di nobili e popolani era infatti anche magazzino o fontego, quindi magazzino per i beni commerciali. Troviamo appunto una citazione riguardo a questo ruolo ormai dominante in un testo di Bonifacio del 1591. Dopo la descrizione della posizione geografica di Serravalle e insomma delle sue particolarità, dice proprio cita questo ruolo mercantile. Quivi, esercitandosi molte mercanzie, si può dire che Serravalle sia un perpetuo mercato fatto per il servigio della Germania, poiché in questo luogo continuamente i tedeschi comprano e permutano cose. Non è facile però a distanza di secoli, in situazioni socio-economiche comunque completamente diverse, comprendere il volume e l'importanza degli affari trattati su questa piazza serravallese, la quantità dei dazi, delle dogane, il volume delle merci in transito, la capienza dei magazzini, i fonteghi, la capacità produttiva dell'industria e dell'artigianato. Però alcuni documenti dell'epoca, che potete trovare appunto nel testo, forniscono degli elementi preziosi per poter valutarne questo potenziale economico e comprenderne la portata. Importante, infatti, per Serravalle, a proposito di comprensione della portata dei traffici, accanto alle attività artigianali, è importante per Serravalle ricordare la presenza della muda, cioè la dogana che fece della città, così dicono appunto gli storici, un vero e proprio emporio ai piedi delle Alpi. La muda è attestata presto, già dal 200. Le mude di Cene del Serravalle, perché anche appunto Cene, come ho detto, aveva una muda, si trovano lungo la via Regia, che da Venezia, passando per Treviso, conduceva al nord ai paesi tedeschi, e questo appunto è uno dei punti di forza. Il passaggio per questi territori era garantito da particolari esenzioni e accordi con i signori di vari luoghi, da Venezia sino alla Baviera e al Baden. Nel 300, ma anche appunto nei secoli successivi, quella che passava per Serravalle era la via di transito privilegiata da parte di mercanti d'Oltralpe che erano interessati al commercio con la Serenissima. Era tra l'altro preferita ad altre vie, come ad esempio quella passante per la chiusa di Quero, in quanto più breve. La continua frequentazione di mercanti pellegrini dal nord, che dal nord andavano a Venezia, si evince anche dal fatto che lungo questa via, la via Regia, molte località avevano nomi bilingui. L'importanza di questa strada è ricordata anche in fonti tedesche della metà del 200 e documentata da vari diari di viaggio quattrocenteschi, da epigrafi funerari di viaggiatori deceduti sul percorso ed anche da altre appunto documentazioni di questo genere. Nel 400, infatti in Germania, a partire dalla fine del 400, tra l'altro, furono stampate le prime carte stradali e una delle prime evidenzia bene l'importanza di questo tragitto. Il continuo flusso di transalpini è inoltre testimoniato anche dal fatto che i contratti di muda, ad esempio quello del 1337, contenevano elementi lessicali germanici, quindi molto importante questa attestazione. Non solo per appunto capire chi passava per questa via, ma anche cosa portavano. Infatti questi documenti permettono anche di valutare il tipo di merci, anche preziose e importanti, che transitavano per Serravalle. Si ricorda che anche le zattere, le famose zattere che scendevano lungo il Piave, dovevano pagare il relativo dazio come se passassero per Serravalle. Stretti comunque erano rapporti anche con il Bellunese, da cui passava il ferro per gli Armaioli, e col Cadore, da cui arrivava il legname. Verso i due territori, invece, specie verso il Cadore, andavano cereali e vino. Per quanto riguarda i mercati e le fiere a Serravalle, abbiamo notizie piuttosto scarse, un po' lacunose, però troviamo già negli statuti del 1360, della fine del 1300, la festività di Sant'Augusta,
che ebbe un notevole incremento dopo il voto per la peste, di cui abbiamo già parlato, del 1630, la quale in epoca più vicina a noi prevedeva quindi musiche, messe solenni, spettacoli teatrali e macchine di fuochi, che purtroppo in questi anni non abbiamo potuto ammirare, ma che fino appunto a poco tempo fa sono ancora presenti nei festeggiamenti di Sant'Augusta. Più tardi a questa festa si aggiunse la Sagra degli Osei. Inoltre, dal resoconto del viaggio in terraferma di Marin Sanudo del 1483 abbiamo la prima notizia sul mercato settimanale a Serravalle che si svolgeva di sabato. Sicuramente c'erano appunto molte fiere e mercati. Notizie certe esistono inoltre sul mercato del bestiame di Serravalle. Con decreto del 1593 fu concesso un mercato franco per il bestiame che il Consiglio deliberò di tenere presso il Campardo, in villa di San Fior di Sopra. Visto il bisogno però della città di Serravalle che era aumentato, nel 1673 il Consiglio propose di portare il mercato presso il Pra di San Marco di Serravalle, quello che poi appunto oggi chiamiamo Foro Boario, ancora conosciuto come Foro Boario. Così appunto il Consiglio, così scrivevano: osservando che in questa città si trova scarsezza di carne, come d'altro bisogno al vitto, che è noto ad ognuno, che il mercato franco concesso dalla pubblica munificenza ed ordinato in Serravalle in conformità dei ducali, che ora si fa in Campardo sotto questa giurisdizione, lontano di miglia circa 1006 da questa patria, sia da lì levato e riportato in Serravalle. L'espansione economica e demografica di Serravalle promosse la costruzione di nuove chiese, conventi, monasteri. Oltre alle fondazioni ecclesiastiche sorsero anche le confraternite o scuole, dedite alla difesa della fede, all'assistenza caritativa dei poveri e infermi. Le confraternite, tra l'altro, non contribuirono solo alla crescita religiosa e spirituale, ma anche funsero per i serravallesi da motore sociale, divenendo quindi realtà economiche e imprenditoriali. Quindi tutto un sistema sociale più complesso. Da ricordare l'erezione da parte della confraternita dei Battuti della chiesa di San Lorenzo, sorta appunto presso la porta inferiore, che nella pratica era la cappella appunto dell'ospedale, amministrata e gestita dalla stessa scuola. La ricchezza della classe più agiata di Serravalle si può ancora oggi scorgere nei palazzi affrescati, nella cultura sia letteraria che artistica, che produsse uomini appunto del calibro dell'umanista appunto Marcantonio Flaminio, di Alessandro Cittolini, e appunto sia artistica, dando letteraria dell'umanista Flaminio Cittolini, ma anche artistica, dando lavoro a una schiera di pittori affrescanti già dai primi del Trecento, dal primo Trecento. Importante per dare una giusta lettura dell'economia, ma soprattutto delle società, in questo caso di Serravalle. Ecco, per dare una giusta lettura è importante segnalare come a Serravalle già dalla fine del 200 esistesse una scuola. La presenza di una scuola pubblica anche nei secoli a seguire, rende ragione di alcuni fatti culturali, come anche della presenza segnalata, documentata, di maestri di scuola serravallesi a Venezia. In questi secoli sono inoltre documentati, oltre alla scuola pubblica, con professori stipendiati dallo stesso Consiglio cittadino, anche ospedali e medici della comunità, anch'essi già citati dalla prima metà del Trecento. Anche la musica ebbe un notevole incremento a partire dal Cinquecento, con una formazione di una sorta di scuola cittadina e una particolare attenzione da parte del Consiglio, che in realtà si dimostrò sempre molto sensibile a questo argomento. Tutte queste realtà, quindi sia quella economica, artigiana, demografica, ma anche appunto culturale, fanno capire come quanto fosse avanzata la società serravallese in epoca veneziana, non solo dal punto di vista imprenditoriale, appunto, economico, ma anche culturale.
E con questo chiudo questa ulteriore breve lezione, vi ringrazio per l'attenzione, buona serata.